Franco Miccichè, una vittoria a primo turno sfiorata e un ballottaggio che si apre. Intanto era un risultato che si attendeva? Ma quasi, devo dire che il risultato è stato andato oltre le aspettative. Sono contento che Agrigento ha risposto, sicuramente Agrigento crede in me, gli agrigentini mi hanno votato perché penso mi stimano tantissimo. E adesso si apriranno 2 settimane di grandi lavori, alleanze, di comunque contatti. Come vi preparerete a questa seconda tornata elettorale? Ma io, come quando abbiamo iniziato la campagna elettorale, una campagna elettorale lunghissima, è durata un anno, se vi ricordate, voglio continuare con questo mio modus operandi. Io ho sempre tenuto conto della mia squadra, dei miei amici, chi mi sta vicino, e quindi per ora non voglio pensare a niente se non veramente continuare per come abbiamo fatto fino adesso. Il nostro trend deve essere questo, la mia squadra. Lei non ha scelto di esporsi eccessivamente mediaticamente, lo farà adesso per prepararsi al ballottaggio o continuerà questo tono di campagna elettorale? Io penso che continuerò quello che ho sempre fatto. Voglio dire, gli agrigentini devono sapere, e penso che già lo sappiano, quello che io voglio fare perché io sto scendendo in campo. Io amo la mia città e voglio dare un servizio a tutti gli agrigentini e voglio puntualizzare anche a quelli che non mi hanno votato, perché la città per me è unica. Onorevole Di Mauro, lei comunque è stato uno degli sponsor di Francesco Miccichè che ha portato un risultato inatteso, perché comunque anche lo stesso Miccichè non si attendeva questo grande exploit. Cosa è accaduto? Come ha risposto la città? Come la vede lei questa affermazione di Miccichè? Ma veda, Miccichè non è un candidato politico, è un candidato della società civile, è un uomo che nella sua vita ha sempre operato per il bene comune e soprattutto è un professionista serio che nella sua vita ha sempre raccolto successi. È un nome importante di questa città e credo che sia una delle migliori famiglie e che ha speso il suo nome per dare a questa città una prospettiva. Da 30 anni ci sono una diversa serie di opere pubbliche che sono rimaste in sospese, la città, come hanno detto diversi, merita un'attenzione diversa, merita maggiore pulizia, maggiore sicurezza nei marciapiedi, merita praticamente che le sterpaglie vengano tolte, merita una segnaletica adeguata e in fondo Miccichè ha cercato di garantire col suo messaggio che cosa? Una vita normale in questa città, ha cercato di garantire la sicurezza stradale, ha cercato di evitare che ci possano essere una cartellonistica che impedisca di veicolare a una velocità superiore a 20-30 km/h, perché questo è successo in quest'ultimo periodo ad Agrigento. Allora l'obiettivo di Franco Miccichè è di cercare di dare a questa città non solo una normalità, ma di assicurare anche che una serie di iniziative di carattere infrastrutturale possono essere portate avanti, perché questa città merita di diventare sul serio turistica, accogliente, quindi una sorta di marketing territoriale che possa dare alla città un aspetto che merita. Abbiamo avuto anche, per quanto riguarda il mio gruppo politico, ottimi risultati in provincia di Agrigento, diversi consiglieri comunali sono stati eletti. È chiaro che la vita politica continua, non è il consigliere comunale in più o in meno che si riesce a fare. Oggi aveva grande visibilità sul piano politico nazionale l'elezione del sindaco di Agrigento, abbiamo segnato un passo straordinario, sorprendendo tutti, ma non certamente noi. Noi pensavamo di vincere al primo turno per il semplice fatto che Miccichè e Agrigento sono la stessa persona, quindi nessun papa straniero, ma un cittadino normale per una città che vuole essere normale. Sindaco Firetto, si va al ballottaggio, è comunque un risultato in parte inatteso, in parte comunque conferma una parte di agrigentini che hanno apprezzato il lavoro fatto. Ma il nostro lavoro mosso da questa idea di civismo. Non avevamo potentati della sanità, non avevamo l'assetto sanitario che
tutte le volte viene schierato in questa città per cercare di orientare e anche in altre elezioni, e qui l'immagine plastica si è vista. Poi evidentemente siamo un po' spiazzati dal fatto che non abbiamo avuto, nessuno di quelli in corsa ha avuto la possibilità di confrontarci con l'altro competitore, che ha parlato sempre. Quando è sceso in campo ha parlato con la voce dell'onorevole Di Mauro, che ha annunciato questa sua discesa in campo, che ha stabilito le alleanze e le ha ricercate. Poi in corso di campagna elettorale con il suo socio in azienda. Allora tutto questo ci sembra veramente paradossale, per cui noi ci aspettiamo che i prossimi 15 giorni siano i giorni in cui ci sia un confronto sulle idee di città e ci si possa parlare, perché questa è la cosa fondamentale che penso la città attende. Poi credo che una città come la nostra, che è capoluogo di provincia, non ha bisogno di parlare con la voce di altri. I sindaci devono poterla rappresentare in tutti i consessi in cui si presentano, anche quelli oltre Stretto di Messina, e non ti puoi portare il parlamentare né il socio della tua attività. Quindi credo che l'idea nostra di civismo che abbiamo mosso, e quindi mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno votato, ma anche quelli che non hanno votato, perché è sempre un grande segno di democrazia, ma ringrazio tutti i ragazzi delle liste, tutti, perché molti di loro si cimentavano per la prima volta, la quasi totalità, e hanno messo dentro un entusiasmo straordinario, confrontandosi proprio qui in questo spazio sull'idea di città che avevano, sulle difficoltà che hanno contrassegnato 5 anni, disincagliandolo da una lunga storia. Ed è per loro che noi questi 15 giorni che abbiamo davanti li faremo con la stessa voglia, con un di più di entusiasmo, perché la nostra è una città che non la possiamo consegnare agli anni '80, non ci può essere la restaurazione, mentre il resto delle città italiane va avanti, e qui non possiamo tornare alla restaurazione. Io voglio ringraziare gli elettori che hanno voluto con il loro voto darmi un consenso importante in questa competizione elettorale, le liste che mi hanno supportato. Forza Italia è il primo partito nella città di Agrigento, diventerà bellissima UDC, ringraziare i candidati con i quali abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, soprattutto coinvolgendo la città. Il nostro impegno per la città di Agrigento continua, perché noi vogliamo fare vincere Agrigento.